Un rappresentante di macchinari agricoli si presenta a casa di un contadino. Buongiorno Ferdinando, sono venuto a proporle questa macchina per vendemmiare super tecnologica, all'avanguardia. Se sia all'avanguardia, cosa fa questa macchina? Ah, intanto non prende un filare solo al colpo, ma ne prende due al colpo. Poi le foglie tira tutte in parte, non c'è neanche una foglia dentro l'uva. L'uva quella marcia la separa dall'uva quella buona. E poi pota anche le viti, e poi anche apre il terreno sotto alle piante, mette il concime, chiude il terreno, taglia l'erba intorno, fa di tutto e di più. È super tecnologica, all'avanguardia, le ripeto. Sì, sì, è super tecnologica, avanguardia, ma cosa mi costa questa macchina? 1,5 milioni di euro. Cosa? 1,5 milioni di euro? Ma è impazzito? Ma mi scusi, fa anche pompini questa macchina? No, guardi, no, quelli proprio no. Ah, allora torno a riassumere le donne che avevo l'anno scorso.